Il Consorzio Panta con le sue cooperative e alcuni partner strategici e fondamentali hanno immaginato 1 o 2 giorni in cui questi ex hangar militari potessero essere contaminati dai linguaggi dell'arte contemporanea e della creatività. In questi mesi abbiamo coinvolto il Liceo Artistico Giulio Romano, assegnando loro uno degli hangar da allestire con il patrimonio che la scuola ha prodotto in più di 100 anni di attività, e quindi trasferendolo dalle aule della scuola ai corridoi a questo hangar per un evento eccezionale ed unico. E poi abbiamo coinvolto Nuovo Spazio Creativo, che è un collettivo di artisti e creativi della città di Mantova di recente costituzione, e abbiamo chiesto loro di occupare un altro hangar con un'installazione. Oltre a queste 2 installazioni, Pantacon ha poi immaginato una regia che durante le 33 ore continuasse a trasformare lo spazio con eventi, performance, concerti, conferenze, in modo tale che la fruizione di questi spazi non sia mai uguale, sia unica e irripetibile attraverso un linguaggio universale che può mette tutti in realtà allo stesso livello, che è quello dell'arte. Le opere che sono state inserite in questa installazione raccontano il percorso della scuola e la produzione degli studenti nel corso degli anni. Piaceva l'idea di allestire una sorta di capsula della memoria all'interno di questo spazio che è travolgente per le sue dimensioni e anche per una serie di situazioni proprio acustiche, visive. Mi piaceva l'idea di riconsegnare in qualche modo alla città di Mantova e alla popolazione di Mantova che possono venire qui a visitare, riconsegnare questa produzione fatta nel corso degli anni dai ragazzi che hanno studiato a Mantova e che si sono formati qui e che qui hanno cominciato il loro percorso di vita, che poi li ha portati in giro per molto probabilmente buona parte d'Italia, se non d'Europa. Per Hangar 33 abbiamo pensato a questa installazione dal nome Tessiture Urbane, perché abbiamo in qualche modo riciclato del materiale trovato proprio all'interno di questi hangar. Sono queste tele juta di uso militare con il quale abbiamo fatto questa tessitura per far interagire lo spettatore, che va un po' alla scoperta di questo nucleo centrale dove si trova questo nido che rievoca un po' quest'opera di Piero della Francesca e che ha come questo simbolo, elemento, l'uovo, giusto per congiungere un po' le due cose. L'arte, noi ci stiamo puntando molto, ha un ruolo, gioca una sfida nella rigenerazione della nostra città. Lo stiamo facendo a Lunetta, lo stiamo facendo qui con altre modalità, lo faremo ancora per molte altre iniziative anche ai quartieri della nostra città. Non è un vezzo, non è semplicemente quello di realizzare installazioni, è quello di segnare il fatto che l'arte pubblica ridefinisce un rapporto tra le persone, i luoghi e gli spazi. In qualche modo riforma anche un legame, e noi abbiamo bisogno sempre più che la nostra città sia vissuta, e qui lo facciamo anche realizzando le ciclabili, collegando un'area che da 40 anni è inibita ai mantovani, facendola tornare ad essere un'area dei cittadini centrale. I collegamenti con le ciclabili, col ponte di Fiera-Catena, ridefinirà quest'area come centrale nella nostra città. Un'area che era chiusa diventa il centro, con le funzioni importanti, socio-educative, culturali, produttive e anche di accoglienza. Quindi credo che sia davvero una bella sfida e finalmente vedremo il cantiere iniziare tra pochi giorni.